Guarda che bel cane. Sto fare a guardare la moto. A guardare la moto col tuo bel biscotto. Ah, che bello. Faccio più fatica a camminare qua ormai. Porita. Va bene, dai. Su bel cane, dai. Beh, come su. Sì, gioia mia. Sì, gioia mia, sì. Buona massiccia. Chi che è il can massiccio? Miso il can massiccio. Guarda che massiccio. E guarda che sate massicce. Io massicce. Per carità, l'appetito non le manca, però le piacciono questi biscotti. Allora non glieli faccio mai mancare. Vero che è buono quel biscotto? Sì, un buon biscotto. Estate 2025, cioè di tutte le uscite per le piscine artificiali, naturali e di laghi che avevamo programmato, non ne abbiamo mai fatta una. Cioè ogni volta c'era sempre maltempo, pioggia. Vabbè, dai. Però vedi, la fortuna di avere questo giocattolo qua, questa cosa chiamata camper, ti consente, cazzo voglio ti consente in qualche modo di, come posso dire, di, passami il termine, divertirti anche col maltempo, perché comunque dai, puoi andare a qualche parte, casomai vai in qualche città, ti fai la passeggiata con l'ombrello, esci che bello, eccetera. Ripartenza, guarda che bei posticini in Veneto col sole, guarda che bello. Guarda, casoni abbandonati dappertutto. Che è anche una cosa che può far pensare, no? Perché costruiscono, cementificano tutto, il verde manca, ma grazie. E tutti i ruderi già esistenti non si potrebbe utilizzare, non dico quelli, ma l'area in cui sono costruiti quelli. E mi si risponderà, mammi mo, intanto ce ne sono a decine di migliaia. Guarda, anche qua a destra, vedi? No, non credo che vedi. Sì, un po' hai visto. Guarda il mondo come che è qua, guarda, niente maranza, guarda, campi, 2 o 3 case, ogni tanto a fabbrichetta, l'azienda agricola. D'altronde qua cosa fai i marocchini? O se lavora o se va via qua. Guarda che razza dei villoni però che si trova qua in mezzo ai campi. Ma che sta puntata provo a farla con la GoPro, perlomeno quando guido. Guarda, me la sono posizionata sul cruscotto, è anche comoda. E voglio portarti, ad ogni modo, così l'ho presa inutilmente, voglio portarti a vedere un carico e scarico che dovrebbe essere in un distributore a Conegliano, che è un paese, una città famosa del nostro nord-est, ma soprattutto è una città, insomma, in qualche modo obbligatoria da passare per andare in montagna, in certe montagne, no? Guarda che poste sei. Queste sono tutte le terre delle ombre, perché non esiste solo Valdobbiadene per la produzione dei vini, in particolar modo del prosecco. No, c'è anche Conegliano, poi giri per l'Italia, c'è scritto praticamente ovunque strada dei vini, no? Che sembra quasi che sia arrivato alla città del vino. Alla fine no, è un po' dappertutto, un po' come il borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, cioè l'avranno messo tipo a 3 milioni di borghi quel cartello. Beh, però Museo Ottavio Bottecchia, qua, perché Bottecchia sarebbe friulano, se non ricordo male, strano che hanno fatto il museo qui. Ascolta, mi sa che ho sbagliato qualcosina, questo distributore, senti come che ho ancora l'accento lombardo e come ho fatto il giro sul lago del Garda. E comunque ad ogni modo quel distributore che stiamo andando a vedere è a Vittorio Veneto, non a Conegliano. Poi tutte queste cose ovviamente non possono essere presenti nelle puntine, ossia in quegli articoli dove c'è scritto tutto e dove ci sono le foto, i video, però nel sito, cosa estremamente importante, in alto a destra, almeno se lo guardi da PC, c'è la scritta utilità. Cliccando quella trovi tutte le mappe, rubinetti dell'acqua, prese della corrente, posti tattici gratuiti del camper e via discorrendo. Da telefonino ovviamente è il classico menu invece hamburger, che sarebbe quello con le 3 linee orizzontali. Quindi tutto quello che tu vedi nei video, stai sicuro al
99% che te lo trovi già lì, mentre le puntine intese come articolo, quelle può essere che te le ritrovi anche 4 mesi dopo, 5, perché giustamente è il lavoro e la vita prima di tutto. Le puntine sono un bel passatempo, le puntine intese come articoli, no? Dove metto le foto e tutto quanto, però insomma sono appunto un passatempo, le si fa quando proprio c'è la voglia e il tempo. Quindi ragazzo, ricordati, vai a vedere la voce utilità nel sito, lì trovi proprio tutti i punti aggiornati e li puoi utilizzare col tuo Google Maps, quella è la figata. Eccone qua, ora il Cristo che ti indica e giudica il distributore. La vedo i campers, quindi no, ma fammi vedere la solita ciava. No, è quello lì il rubinetto che dove si può andare. Ok, vabbè, ci mettiamo un attimo qua. Vabbè, dai, sì, il posto è tattico, lo scarico è parecchio. Aspetta, sì, però stavo parlando, quindi anche tu sei un po' maleducato. Allora, lo scarico è quello un po' complicato, sai, la classica botolina rialzata che devi aprire, centrare e far mille acrobazie. Comunque è gratuito e quindi a cavallo nato non si guarda in bocca e neanche negli altri Uffizi, che non è carino. Niente bici stavolta ragazzo, ho urgente bisogno di attività fisica, pertanto ti creerò delle ambientazioni, delle possibilità. Intanto che dico possibilità, guarda in alto a sinistra che bello sto borghetto, di uscite in camper, e quindi sì, certo, i parcheggi che te li troverai già nelle puntine, e delle attrazioni, o meglio, oltre alle attrazioni, delle passeggiatine da fare a piedi. Non so perché faccio sempre tutti questi preannunci ogni volta, che mi pare di essere l'indice di un libro. Nel caso in cui tu abbia tipo un T4, forse anche un piccolo furgonato, ti consiglio di fare una sosta, se sei di passaggio, sotto la torre di San Floriano, che è molto bello, panoramico, hai i tavolini da picnic, sei tranquillo e rilassato e hai la vista della torre, che è questa qui, che dovrebbe essere adesso, guarda, subito dopo sta curva, dovremmo vederla. Eccola qua, infatti io devo dire, ma dove che spunta? No, è qua, eccola là. Altrimenti lo puoi trovare come lago del Restel, questo piccolo laghetto dove c'è la centrale idroelettrica. L'entrata è questa qui, guarda qua, vedi dove c'è il cartello blu? Non c'entra niente, poi a sinistra dove c'è scritto Enel, che sembra tanto larga, dopo diventa molto molto stretta, perché io te ho detto il T4. Guarda qua, il chilometro 19, il famoso bar per motociclisti. Ragazzo, bella la moto, ma guarda che andare via in camper col tuo frigo pieno di robe buone, birre fresche, vinello e tutto quanto, mamma mia, il tuo lettino col climatizzatore, la stufa, e i libri, e il computer, e l'Xbox, porca puttana. Io credo che probabilmente il bello della moto e della tenda, che io tanto adoro, è il fatto che serve proprio da livella, come avevo già anticipato in un video precedente. Serve da livella, cioè ti abbassa un attimo la percezione del necessario, ti toglie questa abitudine dell'aver tutto, ti fa scoprire un po' il minimal, che sarebbe la mancanza e la carestia, e dopo inizi veramente ad apprezzare quel cacchio che hai, un po' come quando ti dissi appunto in quel video che parlavo del libro Walden di Thoreau. Io continuai la mia vita come sempre dopo aver letto quel libro, però il solo fatto di far la doccia a casa, perché all'epoca ancora vivevo nella casa vecchia, lo percepivo come un lusso, hai capito? E quindi adesso, no, giusto per farti entrare un po' nel mood, aspetta, no, non siamo in Inghilterra, siamo in provincia di Belluno, scusa, per farti entrare un po' nell'atmosfera del momento. Io sono felicissimo, mi sento un re, mi sento molto agiato, mi sento molto accessoriato, ecco, mi sento, mentre dico accessoriato, guardati il lago morto defunto a sinistra, si chiama proprio così, lago morto. Devo dire che il signor pulmino che sta rampegando su
aperta parentesi, spero che non grandino in montagna, serra parentesi, staranno pegando in quarta, niente male il signorino, niente male. Ora stiamo salendo in terza, come senti, con un'andatura dei giri sempre molto rispettosa, perché io ci tengo molto alle mie cose, le tratto sempre con i guanti. Ara che bello, ara che bello, ara che è Lago di Alpago, che non avevo fame, però guarda che bello, guarda sto van life dove si è messo. Che questo è un bel parcheggetto panoramico per dormire, adesso me lo segno. Questa era, intanto questa era la curva dei motociclisti dove arrivavano tutti in piega, perché poi c'erano gli altri motociclisti e ti guardavano. Questo era un locale veramente epico, nel senso che nulla di che come locale, ma ragazzi era una terrazza ultra panoramica. Purtroppo ha chiuso, non si sa perché, e pertanto il Singano ti consiglia di andare da mangiare a Veccia, che è dove vado io di solito. A Veccia, che è un po' un modo tipico veneto di dire dalla signora dove si mangia ancora come una volta, tipico e genuino, è quello che su Google Maps attorno al lago di Alpago lo trovi segnato come la casa della porchetta, che dove riesce qua. Eccolo qua, dove c'è il suino, qua a destra, hai visto? Hai comunque, guarda, la vista panoramica del lago, molto bello. Col camper te lo scordi, ma casomai vai a parcheggiare su quello appena prima che ti ho fatto vedere, quello chiuso. Sarà distante 100 metri, te li fai a piedini e arrivi qua. Se invece sei in macchina o in moto, vai tranquillo al parcheggio lì davanti. Terrei a precisare che io dico Lago di Alpago perché siamo ad Alpago, in provincia di Belluno. In realtà il lago si chiama Lago di Santa Croce. Santa Croce è il nome del lago. Lago di Santa Croce, ripeti con me, Lago di Santa Croce. Era qua il Cristo che indica e giudica il cartello che dice non sei più sotto il comune di Alpago. Ora sti deficienti, ma guarda, vabbè, ma li hai visti, ma quanto mi girano i coglioni, cioè se non sei capace di guidare, cioè neanche di tenere il tuo mezzo dentro sta cazzo di corsia che è larga 4 metri, ragazzi, 4 metri, stai a casa, ma io non ho parole. Hanno anche il Mercedes, cazzo, dovresti farla ai 180 sta curva, robe da matti. Per esprimere con un esempio pratico quanto possa essere fastidioso trovarsi un veicolo che sopraggiunge in contromano, ossia all'interno della tua corsia, si può facilmente pensare al fusibile delle mie trombe che è colato, cioè da quanto gli ho scaricato il clacson, perché anche questo sfigatino, senti, ecco, sembra una scorezzetta, invece no, è un clacson, ancora, guarda, rischiano la vita così. Non so che vita di merda fate per avere tutta sta fretta ogni volta. Condoglianze, veramente, mi dispiace. Porca troia. Ma forse mi dispiace non solo per la vita di frenetica, così sempre di fretta, stressata che uno ha, ma per la poca intelligenza. Guarda che bello a destra mentre dico poca intelligenza, per il poco sale in zucca che hanno queste persone, perché queste strade sono piene, tipo adesso, di rettilini per sorpassare, e tu vai a sorpassare in una curva cieca, quando poi vedi ti ritrovi la macchina che viene avanti e rischi il frontale, cioè, hai capito? È questo che veramente fa cascare i coglioni, ragazzi, veramente. Io credo che se il nostro paese va a puttane è colpa del popolo, che è stupido. E la stupidità del popolo la vedi nella strada, che tu dici cosa c'entra nella politica? C'entra, perché se uno è stupido per strada è stupido dappertutto. Guarda che bella sta chiesetta mentre dico stupido dappertutto. E pertanto questa stupidità gli fa sì di accettare tutto il marciume che accade, gli fa sì di accettare la politica, gli fa sì di accettare il fatto di andare a votare, perché non riesce a capire che il voto non è altro che un scaricamento di responsabilità, perché i magnaschei sopra creano delle scelte, ovviamente, ripeto, creano delle scelte, le fanno loro e ti dicono ma scegli come vuoi morire, col gas, annegato, impiccato, e tu devi scegliere tra le tre, ok? E scegliendo tra le tre sorti nefaste tu ti senti libero, ti senti un uomo di politica, ti senti parte di questa bestemmia che è la democrazia. Anche se non c'entra nulla con il giro che stiamo facendo noi,
Volevo cogliere l'occasione, ma stavo anche parlando, lo so, ma navigatore continua a parlarmi solo, no dai, non è carino, dai. Allora, volevo cogliere l'occasione per dire che l'area camper di Valle di Cadore, che era una delle mie preferite, non tanto per l'area camper ma per la zona, perché aveva un'ottima gelateria, pizzeria e era attaccata alla ciclabile che poi mi portava a Cortina o a Lorenzago di Cadore. E niente, hanno deciso di renderla l'area camper più ebete del mondo e pertanto di vietare la sosta notturna, cioè un'area camper dove tu non puoi dormire, cioè follia pura. Guarda che spettacolo il castello di Ponte nelle Alpi, è sempre bellissimissimo. Eccola, la tanto desiderata pioggia. Guarda che colore stranissimo a destra. Ah no, ma sempre Pro, è vero, e la Pro interpreta i colori tutti a modo suo, le luci, i colori, cioè se li inventa. Quindi questo tramonto che sembra non dire magico, no, è un colore veramente molto strano. Sperando che non vi sia alcun tipo di fraintendimento, volevo solo dire che ho notato che anche a Belluno ormai ci sono più extracomunitari che italiani. Basta, punto, perché sennò dopo vi fuori i buonisti qua e là, quindi basta. Ho notato questa cosa, così come ho notato questo colore strano, questo giallo strano nel cielo, ecco, basta, punto. Ho solo notato, scusate se noto, pittoresco, oserei dire pittoresco, surreale, oserei dire surreale, anche surrogato, ma non c'entra niente. Arepa nozze delle montagne a sinistra, la pacchia ragazzi, non avete idea. Benvenuto nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, La Stanga, provincia di Belluno. Ara, arete che posti, ara, uccio a testa, ara, uccio i corni, ara che posti, ara che strada è. No, scherzi a parte, nulla di sensazionalistico, ma le strade sono decisamente molto piacevoli. Questa è la strada che porta ad Alleghe. Ti avrei portato volentieri su a Piani di Pezzè, però non so come fare con il camper. Io il pulmino lassù non ce lo porto neanche. Ti sto portando, mentre dico ti sto portando, guarda là in fondo a sinistra che bello, una specie di borgo non so cosa col ponte ancestrale, guarda che figata. Ti sto portando a vedere l'area, anzi a scoprire assieme a me l'area sosta camper di Agordo, provincia di Belluno. Agordo è un paese abbastanza insomma rinomato, mi sembra strano che ci sia un'area sosta camper gratuita, pertanto andiamo a verificare qual è il problema. Insomma, ecco, siamo quasi arrivati. Qui ad Agordo c'è la famosa Luxotti qua, là in fondo a sinistra, vedi? Eccoci, manca 1 chilometro, così vediamo anche la stradina per arrivarci. Allora qua bisogna girare a destra. Okay. Le strade sono estremamente semplici, nulla di ripido, nulla di stretto, proprio il massimo della semplicità. Guardavo nel cimitero se c'era il rubinetto, perché metti che nell'area camper non c'è, hai capito? Dentro di qua, eccolo lì. Esatto, vedevo nelle foto che c'era quella cosa un po' promiscua, nulla di sessuale, cioè promiscuo significa camper e auto. Ecco, vedo che c'è la sbarra, vabbè, se c'è da pagare pazienza. Infatti ho detto, ma mi pare strano, ho detto che è gratuito, dov'è il problema, dov'è l'inghippo? Che c'era scritto area camper gratuita, ho detto è impossibile, o è possibile? Aspetta, no, forse è possibile, sì, è possibile, perché di qua si entra, quelle sono le sbarre per un'altra roba. No, devo trovare il problema. Ah, ecco, sì, carico e scarico non agibile. Intanto vado a vederti se va al rubinetto, ma basta vedere il carico. Boh, dai, come ti dicevo, ero curioso di vedere qual era il problema, perché ho detto, come può essere che c'è un'area camper
gratuita ad Agordo, è impossibile. E vabbè, è un parcheggio, è un semplicissimo parcheggio, ma a me poco importa perché Agordo non l'ho mai visitata e quindi è una sosta che faccio estremamente volentieri. Tu sai che tutte le cose che io non ho mai fatto le adoro fuori maniera. Il mio nuovo modem 5G, che adesso non posso neanche provarlo perché sono strapieno di lavori, porca troia. Che bello. Upload 266 download, upload 58 60 megabit, ma va bene, va benissimo, va benissimo. Cazzo, tutto senza pagare niente, è stato tutto un aggiungersi di cose. Alla fine pago 11 euro per avere il 5G illimitato, con giga realmente illimitati, tanta roba. È very mobile questo. E questo è il router nuovo, che non so neanche dove lo posizionerò. Quello vecchio lo tengo perché non si sa mai, sono strumenti di lavoro, è comunque ultra leggerissimo, cioè pesa come un accendino, quindi bene, si carietta fredda. Oggi abito in centro ad Agordo, non avevo proprio la minima idea di andare a isolarmi nel wild, ho voglia di un po' di vita, cose belle, quindi neanche niente, bicicletta, piedini e via. Quando lavorerò avrò la vista di quel condominio. Ho aumentato la compensazione del volume dell'esposizione e guarda le robe da lavare mentre dico composizione dell'esposizione del dottor Soria in Carioca, che ancora beva il caffè e voglio vedere le differenze. Sei sulla Pro 11, sai che la compensazione, il valore dell'esposizione, se te lo trovi nel telefonino, nella macchina fotografica o quant'altro, è in termini proprio stringi, è un aumento della luminosità generale. Può andare bene, tipo non so, in ambienti chiusi o in un periodo uggioso invernale, e può non andare bene, quindi bisogna fare il contrario in certe situazioni dove magari si va a fare i video in spiaggia. Eccola, e oggi mi dedico a questo giro romantico con l'ombrella in caso di scavassa. Per romantico non si intende un qualcosa che ha a che fare con le avventure amorose, ma un qualcosa che ha a che fare con in qualche modo l'emozionale, no? L'emozionale, il romantico, il sentito, la percezione appunto romantica del momento. E cosa può farlo meglio di una passeggiata da soli? C'è una bella salita dal parcheggio fino al centro. Dopo mi informo. Io non sono assolutamente bravo a cucinare, però guarda che fa riflettere. Cioè, le mangiate più belle di tutta la mia vita, no, la maggior parte delle mangiate più belle di tutta la mia vita me le sono fatte io, porca puttana. Probabilmente perché quando tu cucini, mentre cucini, scegli il livello di cottura, la quantità di spezie, cioè quando hai anche empatia con il cibo, perché esiste anche l'empatia con il cibo, ossia l'immedesimazione nel futuro prossimo, quando tu ingurgiterai il cibo che stai cucinando, effettivamente, accidenti fioi, sì, no, lo sto provando a sintetizzare questo discorso, ma effettivamente è vero. Se tu hai immaginazione, o chiamala anche empatia, appunto, con il futuro del risultato del cibo che stai cucinando, effettivamente te lo cucini su misura, quindi è vero che in molti casi, o perlomeno nel mio, ci possono essere situazioni di persone che cucinano, tra virgolette, meglio degli chef stellati. Tra virgolette, nel senso che ovviamente gli chef stellati sono mondi più sopra di te a livello culinario, ma per la regola che ognuno va ai suoi gusti, quando ti cucini le cose da solo e ripeto solo per te, è chiaro che le fai esattamente a tuo piacimento. Perché faccio sti video? Non so. Prima di andare a dormire volevo fare notare che questi stanno bombando, e questa è la bomba mobile, vedi, studiata appositamente con i vetri oscurati dietro per bombare tranquillamente, però insomma ti sgamano perché vedono i vetri tutti appannati, quindi insomma
è metà bomba mobile. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love